Allora, l'esplorazione di oggi si concentra su un pezzo di storia locale davvero affascinante, cioè l'archivio storico di Radio Stereo Carnia. Esatto, e abbiamo a disposizione una vera e propria miniera di fonti, documenti d'epoca, palinsesti e delle registrazioni YouTube preziose. Tutte recuperate dalla famiglia Gobbo, tra l'altro. Sì, un lavoro di digitalizzazione enorme. E la missione di oggi è proprio capire come un'emittente montana, parliamo del periodo tra il 78 e l'87, sia potuta diventare il cuore pulsante di un'intera comunità. Quindi, analizziamo la situazione. Stiamo parlando di, una sorta di social network analogico? Oppure lo potremmo definire un proto-internet, diciamo, creato appositamente per le valli isolate del Friuli. Che poi la cosa che salta subito all'occhio è il paradosso tecnologico di questa storia, perché la radio è stata fondata a Tolmezzo nel 78 da Cesare Gobbo, ma aveva un'infrastruttura pazzesca. Assolutamente. Studi all'avanguardia, ripetitori in quota piazzati strategicamente per superare l'isolamento geografico. Non era per niente una cosuccia amatoriale. Per nulla, basti pensare che facevano 3 edizioni del radiogiornale curate da Tristano Rainis e coprivano pure il campionato carnico. E il paradosso è proprio questo. Questa infrastruttura imponente non serviva a trasmettere, contenuti generici o grandi hit nazionali. No, infatti la usavano per i concorsi sui chansons. Esatto, il piatto tipico locale. Oppure per organizzare raccolte di coperte, per chi ne aveva bisogno. E questo dimostra una cosa fondamentale, cioè che la tecnologia è molto più efficace quando risponde a bisogni reali e locali della comunità, trasformandosi da un semplice mezzo a un collante sociale. Totalmente d'accordo. E parlando di collante, il palinsesto è forse l'aspetto più incredibile. Io lo definirei un algoritmo musicale impazzito ma curato da un genio. È una definizione perfetta, guarda. Mettevano insieme cose diversissime. Da una parte la lingua carnica, con programmi storici tipo Ator Paciarnie. O la maga di Ludario, giusto? Sì, esatto. E dall'altra parte c'era l'alta cultura mista alla disco music. Cesare Gobbo era capace di passare dalla storia del rock a, incredibilmente, spiegare a memoria l'Olocausto di Brunilde di Wagner. Wow, un salto mortale carpiato praticamente. E poi, pochi minuti dopo, arrivava Ivan Giovanni che portava il funk e la disco ai giovani. Ma come faceva un pubblico così eterogeneo ad apprezzare tutto questo frullatore culturale? Beh, funzionava perché si eliminavano le barriere. Quando si azzera il confine artificiale tra la cultura alta, il dialetto e la cultura pop, diciamo che cade lo snobismo intellettuale. Chiaro, diventa tutto accessibile. Esatto, e questo crea un terreno fertilissimo per far sbocciare talenti straordinari senza alcun pregiudizio. Certo, e i risultati di questa libertà si sentono benissimo nelle registrazioni dal vivo, quelle del 1981 a Ravascletto. Ci sono storie assurde. Come quella dell'alpinista Luciano De Crignis. Che racconta la sua discesa in sci dal McKinley, a 40 gradi sotto zero, tra l'altro. Una cosa folle. Ma in quel nastro c'è un altro momento che fa saltare sulla sedia, ed è l'intervento di Sergio De Infanti. Quello sul documentario, vero? Sì, cita questo documentario locale, costato appena 15 milioni di lire. E a girarlo era stato un giovanissimo fotografo del posto. Dante Spinotti. Esatto. Il futuro direttore della fotografia candidato a 2 premi Oscar. Incredibile. Ma se colleghiamo questo al quadro generale, capiamo il valore inestimabile di questi archivi sonori. Non è solo nostalgia, è il documento della genesi del talento puro, prima che diventi famoso. Sono delle macchine del tempo. E questo rende il lavoro di recupero che sta facendo oggi la famiglia Gobbo davvero cruciale. Per preservare le nostre storie in un mondo iperglobalizzato. È l'unico modo per non disperdere questa eredità culturale. Assolutamente. E mi lascia anche con un pensiero un po' provocatorio per chiudere. Cioè, se una valle isolata degli anni '80 è riuscita a creare un ecosistema culturale così ricco, usando solo frequenze radio e ripetitori. Viene da chiedersi cosa stiamo perdendo oggi. Esatto. L'odierna iperconnessione globale ci sta forse privando della necessità e quindi della capacità di costruire reti comunitarie e locali altrettanto profonde. È sicuramente qualcosa su cui riflettere.